A Treviso esiste il Parco degli alberi parlanti e quello degli alberi urlanti. Il primo è l'idea del gruppo Alcuni, il secondo di oltre 2300 aderenti alla pagina Facebook relativa, nata dopo il piano di radamento predisposto e attuato dal comune. E guardando i post con foto e commenti si notano subito l'attaccamento per questo giardino di Treviso frequentatissimo nei fine settimana dai tanti che non si avventurano al mare d'estate o in montagna d'inverno. Cittadini preoccupati per gli abbattimenti al momento sospesi ma che riprenderanno con l'autunno. Così, in difesa degli alberi ancora parlanti, perché in piedi, da qualche giorno è partita sempre tramite social anche la petizione da inviare al sindaco Manildo, perché in sostanza sospenda l'azione predisposta dall'assessore Michelan. In soli 4 giorni oltre 600 sottoscrittori, che presto supereranno quota 1000. Nel documento viene messo in dubbio l'intero progetto, chiedendo tra l'altro la perizia di un architetto paesaggista come terza parte fuori gara, poi la gestione più oculata delle potature, gli abbattimenti solo per alberature pericolose. Certo, l'argomento non è nuovo dopo le polemiche tra Comune e Italia Nostra, culminate con un confronto con il progettista dell'intervento. E se l'argomento alla fine poteva sembrare chiuso, evidentemente questi segnali dimostrano il contrario, oltre, e questo non può che confortare, al senso civico dei tanti trevigiani affezionati a questo polmone verde. E allora non resta che chiedere all'assessore Ofelio Michelan, come dicevano le nonne, di fare un fioretto, magari ridiscutendo il progetto questa volta direttamente con i cittadini, in nome di quella città condivisa tanto promossa dal sindaco Manildo che stando a questa petizione, almeno per Villa Margherita, tanto condivisa non sembra proprio.